presa di posizione ufficiale del movimento estremista ligure circa la questione della Svizzera, della Liguria, della quarantena. Allora, amica Svizzera, noi ti diamo ragione, perché abbiamo capito qual è la cosa che c'è sotto, perché avete un modo svizzero per dirlo, perché sicuramente lo so che perché non pensate che ci siano dei liguri che vengono in Svizzera, perché questo è impossibile. Nessun ligure va in un posto che se prendi un bicchiere di vino lo paghi come un paio di scarpe, e tra l'altro sa di scarpe. Non c'è nemmeno la possibilità che ci siano i svizzeri che vengono in Liguria, perché non ce n'è svizzeri che vengono in Liguria, a parte una famiglia di Ginevra che sono gli zii di mia moglie, che ogni tanto vengono a Genova per potersi comprare un po' di focaccia e lo stracchino, perché da loro lo stracchino lo paghi come un bue e sa di bue. Quindi cosa c'è tutto dietro a questo discorso? Noi l'abbiamo capito. Chi è che sono quelli che ogni tanto vengono nel weekend giù da noi e poi magari il giorno dopo vanno su magari a Lugano con le donnine, vanno in Svizzera a fare le loro cose, a depositare i soldi? I milanesi. Tutta questa questione è perché la Svizzera non vuole i milanesi da loro, è un loro modo svizzero per dire Milano suca. E quindi dalla Svizzera romancia al Canton Ticino gridano Milano suca e se ne battono il belino. E noi siamo con loro. Forza Svizzera!